Nessun accorpamento, almeno per il prossimo anno scolastico, per l'Istituto Alberghiero Gaspare Ambrosini di Favara. La marcia indietro temporanea sul cosiddetto dimensionamento scolastico è il risultato momentaneo del provvedimento contenuto nel decreto milleproroghe, con il quale il governo nazionale consente alle regioni di derogare fino al 2,5% rispetto al numero delle scuole da tagliare, rivedendo anche i piani eventualmente già approvati. E così, nel pomeriggio di ieri, la Regione Siciliana ha deciso di mantenere l'autonomia scolastica per l'Istituto Alberghiero di Favara Gaspare Ambrosini, destinato ad essere fuso al Niccolò Gallo di Agrigento, salvato anche l'Istituto Re Capriata di Licata. Contro l'accorpamento si era levata alta la voce di Favara, anche con la convocazione di un consiglio comunale straordinario. Per il sindaco di Favara Antonio Palumbo, come commentato sui social, si tratta di una vittoria corale, frutto anche del lavoro condotto dalla sua amministrazione e dall'assessore all'istruzione Antonio Liotta in particolare, oltre che all'impegno di un'intera città che ha difeso una delle sue scuole di eccellenza. Palumbo ringrazia l'assessore regionale Turano che ha voluto accogliere le osservazioni e rimostranze affinché l'Istituto Alberghiero, presidio di legalità, fosse mantenuto a Favara. Adesso non possiamo e non dobbiamo abbassare l'attenzione, conclude il suo post Palumbo. L'Ambrosini deve ulteriormente essere rilanciato e siamo sicuri che insieme alla dirigenza scolastica si potrà lavorare in questo senso. Grazie a tutti e a ciascuno per l'impegno, la forza, il coraggio e la speranza, ha commentato la dirigente scolastica Gabriella Brucoleri. È una bellissima notizia che ci rincuora e ci sprona. L'Ambrosini resta una scuola autonoma, continuerà a scrivere pagine bellissime di presente e di futuro.